E a noi ieri sono arrivati, è arrivato il ristoro di Natale, sì. È insufficiente perché non ha nessun rapporto diretto con il reale danno che stiamo subendo, che è un danno protratto da mesi e mesi e mesi, e siamo o chiusi totalmente o semi chiusi. Noi abbiamo fatto la scelta di essere aperti con l'asporto, ma economicamente non varrebbe neanche la pena rimanere aperti. È aperto per servizio questo bistrò di via San Francesco, a 2 passi dall'ospedale di Padova, gestito da 16 anni da 2 sorelle amanti della cucina che si sono convertite all'asporto anche per tenersi vive. I 2.400 euro accreditati martedì dal governo sono una goccia, spiega Eugenia Rubin, quasi una beffa per questo locale, perché la cifra è stata stabilita sulla base del confronto tra i corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 e ad aprile 2020, grazie all'asporto, le sorelle hanno lavorato a Pasqua, per il 25 aprile e per il 1 maggio. Noi ad aprile 2020 abbiamo fatto il delivery, dentro c'era il delivery di Pasqua del 25 aprile, quello che cascava poi nel 1 maggio, ma che a livello di corrispettive è rimasto per noi ad aprile, e quindi è stato l'unico mese di quelli di lockdown duro dove abbiamo espresso un discreto volume d'affari in proporzione alla situazione, e quindi in questo raffronto praticamente adesso ci troviamo nella situazione che paradossalmente, se noi non avessimo lavorato, avremmo guadagnato di più. Serrande aperte un sorriso all'ingresso al Nero di Seppia con le sorelle Rubin che riescono a vedere il bicchiere mezzo pieno. Mi piace, non abbiamo nessuna intenzione di mollare, anzi stiamo addirittura abbiamo dei progetti in testa e stiamo addirittura pensando a un rilancio in qualche modo. E detto questo, noi abbiamo il vantaggio, forse abbiamo 2 vantaggi o anche 3. Il locale è piccolino, quindi possiamo permetterci di essere aperti per asporto e siamo solo io e mia sorella. E poi perché, avendo fatto noi l'investimento di acquistare l'immobile dove esercitiamo l'attività, non abbiamo il peso gravosissimo di quello che potrebbe essere un affitto in una zona come questa. Noi siamo insomma a 100 metri, 150 metri da Sant'Antonio. Adesso però servono certezze per il futuro.